entusiasti di darvi il benvenuto a questa serata unica, un evento che celebra la storia del calcio ad Adria e l'incredibile percorso dell'Unione Sportiva Adriese dal 1894 al 2023. Stasera insieme celebriamo non solo il gioco del calcio, ma anche la trama di un racconto sociale pieno di sport e di emozioni. Ci immergeremo nelle pagine di un libro straordinario che rivela inaspettate esperienze e imprevedibili aneddoti con personaggi che hanno segnato la storia del calcio adriese. Signore e signori, è qui con noi il coautore e produttore di questo libro, Renzo Sarti, mio papà. Un libro scritto a 8 mani su Adria, un grande amore. Tu sei un adriese convinto dalla vita. Mai tradita l'Adriese? No, non ho mai tradito l'Adriese, anzi è esponenziale la cosa, perché ogni giorno che passa mi innamoro sempre di più. Non so se sia la vecchiaia o cosa, però è una passione enorme. Addirittura adesso, quando vedo le maglie granata uscire da qualsiasi spogliatoio delle squadre che andiamo a incontrare anche in trasferta, mi emoziono sempre. È una cosa incredibile, veramente amore totale. Ecco, è un libro romantico, è un libro di nostalgia, è un libro con un sacco di aneddoti. Ma c'è ancora questo spirito romantico, perlomeno nelle categorie minori, oppure che voi avete la sindrome come le grandi squadre, che non c'è più l'appartenenza alla maglia, eccetera? No, c'è ancora, basta coltivarlo, c'è bisogno di portare avanti questa cosa, che è una roba veramente molto importante. Bisogna portare i bambini a giocare a calcio e anche negli stadi. Bisogna veramente coltivare questa cosa sempre con il massimo rispetto, e basta guardarci intorno. Quello che sta succedendo stasera è una sorta di miracolo, perché si stanno incontrando delle persone che non si vedono da 50 anni, ci sono anche dei bambini, è veramente un miracolo. Grazie. Viva Adriese! Viva l'Adriese, ma viva soprattutto il calcio e lo sport in generale, perché è veramente l'anima, il sale della vita.